La polizia li ha identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla testimonianza dei negozianti. Nei guai sono finite 3 persone, una 27enne che è stata posta agli arresti domiciliari e 2 minorenni, una ragazza ed un ragazzo di 17 anni denunciati a piede libero. La rapina era stata compiuta lo scorso 7 settembre ai danni del negozio Petrin nel cuore di Treviso. Un colpo messo a segno in pieno centro, nel centralissimo vicolo Rialto. La 27enne era entrata in azione con 2 complici minorenni. Una volta all'interno del negozio di abbigliamento hanno fatto finta di acquistare un capo, poi si sono diretti verso la cassa ed è qui che 3 hanno iniziato a spintonare la titolare per portarle via i soldi che aveva nel portafoglio, circa 150 euro. Arraffata la somma, i 3 malviventi si sono allontanati indisturbati, lasciando la proprietaria in lacrime sotto shock, una rapina che aveva scatenato la rabbia dei commercianti. Ci sentiamo poco sicuri. Fa molto specie e anche molta paura, perché insomma una rapina del genere in queste giornate così sì. Alle 10 di sabato mattina in pieno centro è impossibile, dai. In poche settimane, dopo la denuncia presentata dalla titolare del negozio, i poliziotti della squadra mobile hanno identificato i rapinatori. La 27enne è già gravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Lei e 2 minori dovranno rispondere dell'accusa di rapina in concorso. L'attività della squadra mobile di Treviso, portata avanti sotto il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica, è significativa dell'attenzione rivolta al fenomeno dei reati predatori consumati all'interno degli esercizi commerciali. Attenzione che proseguirà con un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio per il periodo delle festività natalizie per prevenire il verificarsi di altri episodi simili in un momento particolarmente delicato per tutte le attività commerciali.